È confermata sia da Agenas che chiaramente la scuola di Sant'Anna, con degli obiettivi specifici che ogni anno queste entità importanti, che sono terze, danno alle varie aziende dell'ULSS, una chirurgia che supera gli 500 interventi per tumori, quindi una chirurgia che effettivamente dà risposta all'utenza e soprattutto dà risposte precise e puntuali, e dove non ci sono chiaramente strascichi legati al post intervento, quindi credo che sia importante. È una chirurgia che lavora soprattutto sul pancreas, avendo noi il centro di riferimento regionale per la chirurgia del pancreas. Sì, questo è legato sostanzialmente a tre fattori. Il primo è il fattore genetico, perché è importante, ma dopo soprattutto il fattore ambientale e l'alimentazione. È chiaro che questo influisce sicuramente nell'aumento dei tumori. E poi l'invecchiamento della popolazione, viviamo di più. La nostra età media dalla nascita sono 84 anni, la più alta d'Italia e anche d'Europa, la provincia di Treviso, però questo comporta che effettivamente uno dei rischi sono i tumori. Più si avanza con l'età, più il rischio di poter contrarre un tumore esiste. Sì, certo, chiaramente il nostro compito maggiore è quello di dare una risposta a pazienti o in fase acuta che arrivano in ospedale perché hanno un addome acuto, hanno un importante problema o trauma, eccetera, e poi l'oncologico, o comunque anche i tumori che non sono diciamo gravi, ma che comunque devono essere affrontati chirurgicamente. Quello che resta sostanzialmente sono altre patologie inferiori, ma anche su questo la Regione Veneto ci sta dando delle indicazioni, ci stiamo attrezzando e nel 2025 li affronteremo in modo tale da ridurre anche questa lista, che comunque è una lista di attesa importante, ma che significativamente andremo a ridurre nel corso del 2025.